Le Fiamme Gialle di Vicenza eseguono un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP nei confronti di un imprenditore vicentino che nel tempo avrebbe rivestito la carica di amministratore di diritto e di fatto di 5 società soggette a procedure concorsuali fallimentari. L'imprenditore è accusato di bancarotta fraudolenta documentale e di distrazione dell'attivo patrimoniale con l'ipotesi di autoriciclaggio in relazione a cessioni di beni immobili derivanti da precedenti reati di appropriazione indebita illecitamente finalizzate ad ostacolarne la loro provenienza. Al termine delle indagini il danno patrimoniale è stato quantificato in 290.000 euro. L'autorità giudiziaria ha anche disposto il sequestro di terreni e fabbricati per un valore di circa 800.000 euro di cui l'indagato avrebbe acquisito la proprietà tramite una società di cui è risultato amministratore di fatto. La Procura della Repubblica ha disposto perquisizioni in provincia di Vicenza, nelle abitazioni riconducibili all'imprenditore e nella sede della società di cui è risultato amministratore di fatto.